Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme il flan di latte. Il flan di latte è una ricetta tradizionale sarda che si fa appunto con il latte e le uova. Veniva preparata nei giorni di festa perché i dolci si mangiavano solitamente nei giorni di festa oppure eccezionalmente magari per qualche merenda. È una ricetta molto antica che proviene in questo caso da Pimentel. Nel paesino di mia mamma la preparava la mia nonna e anche le mie zie la preparavano quando andavamo noi la domenica. Ci preparavano spesso il flan di latte, noi eravamo tanti cuginetti e ci preparavano questo buonissimo dolce che poteva essere anche una merenda. Ora vi faccio vedere quali sono gli ingredienti per prepararlo. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 1 litro di latte, 5 uova, 2 limoni biologici, 100 g di zucchero semolato e per il caramello ci occorreranno 120 g di zucchero semolato. Allora, ho messo una padellina sulla mia piastra, la vado ad accendere, diminuisco un po' la temperatura e poi verso lo zucchero, i 100 g di zucchero. Allora, quando anticamente, ecco, non c'erano le bilancine o comunque ce n'erano veramente poche, quindi si faceva il conto delle dosi solitamente per la farina e per lo zucchero con i cucchiai. Quindi questi 100 grammi sono circa 5 cucchiai di zucchero. Adesso andiamo a far sciogliere quindi lo zucchero in questa padellina e creiamo il caramello. Ok, il caramello si è formato, adesso lo lasciamo leggermente ancora sulla piastra, non troppo perché non deve, lo lasciamo diciamo abbastanza chiaro perché se lo lasciamo troppo sul fuoco, comunque sulla piastra, tende a bruciarsi, bisogna stare molto attenti. Io sto abbassando leggermente la temperatura. Adesso andiamo a colare il caramello che abbiamo creato direttamente sul nostro stampo. Io sto utilizzando uno stampo che contiene almeno 1 litro di prodotto, cioè di latte. Ok, adesso andiamo a colare direttamente il nostro caramello sullo stampo. Allora, messo da parte il caramello, pensiamo alle uova, quindi dividiamo gli albumi dei tuorli, mettiamo quindi gli albumi in una ciotola, ok, a questo punto prendiamo il limone e andiamo a togliere la buccia, cercando di non togliere appunto, di non prelevare la parte bianca che risulterebbe amara, e andiamo a metterla direttamente sul nostro pentolino, dentro il nostro pentolino. Allora, noi stiamo aromatizzando questo flan di latte. Possiamo scegliere il grado di aromatizzazione scegliendo appunto di mettere la scorza di un limone oppure anche 2. Io preferisco mettere 2 limoni perché a me piace molto l'aroma del limone. Io uso sempre o quasi, cerco di usare sempre limoni biologici perché fortunatamente a casa ho una pianta di limoni, quindi non è trattata e uso quella. Ok, a questo punto versiamo il litro di latte direttamente nel pentolino dove ho messo la scorza del limone e vado ad accendere, lo faccio scaldare fino ad arrivare a bollore. Nel frattempo invece ci occupiamo delle uova. Andiamo a montare leggermente gli albumi. Lasciamo così e poi andiamo a montare i tuorli. E piano piano aggiungiamo anche lo zucchero.
andiamo quindi a montare i tuorli per circa 5 minuti. Adesso aggiungiamo gli albumi. Il latte è arrivato praticamente ad ebollizione, noi andiamo a togliere le scorze che hanno aromatizzato il nostro latte e poi andiamo a mettere direttamente sul nostro composto, così. Qui. Ok, ho colato completamente il contenuto dentro il mio stampino dove c'era il caramello e ora andiamo ai fornelli perché dobbiamo fare una precottura di un'ora in una pentola capiente che accolga appunto il nostro stampo a bagnomaria e poi trasferiamo il tutto nel forno a 150 gradi per altri 20 minuti. Ora andiamo ai fornelli. Ok, eccoci ai fornelli. Io sto usando una pentola antichissima ma bellissima perché era della mia nonna paterna in questo caso. Ho messo nel fondo di questa pentola un quarto di acqua perché poi ci ho adagiato sopra lo stampo. Questa cottura è proprio quella che si faceva una volta. Tra l'altro posso utilizzare questa bellissima pentola antica, si vede, nel forno perché ho i manici che non sono in plastica. Ok, quindi adesso lo faccio cuocere a fuoco dolce per circa 50 minuti, un'ora, metto un foglio di alluminio, ci vediamo dopo. Ok, trascorsa un'ora possiamo spegnere il fuoco, andiamo a vedere com'è il nostro flan, facciamo molta attenzione perché ovviamente è scotta. Ok, a questo punto possiamo decidere di lasciare qua dentro la nostra pentola oppure se la nostra pentola ha i manici in plastica, quindi non la possiamo mettere in forno, trasferiamo l'acqua bollente in una teglia e poi ci adagiamo sopra il nostro stampo. Quindi lasciamo cuocere in forno, una volta che l'abbiamo messo dentro, lo lasciamo cuocere una ventina di minuti, mezz'ora, ad una temperatura di 150 gradi, mi raccomando forno già caldo. Allora, abbiamo lasciato raffreddare il nostro flan, quindi una volta cotto, l'ho tolto dalla pentola, l'ho lasciato prima raffreddare a temperatura ambiente e poi l'ho messo dentro il frigo per ben 3 ore, quindi questo flan ha 3 ore di frigo ovviamente prima di mangiarlo. Togliamolo un po' prima. Quindi abbiamo messo il flan nel piatto, io mi sono un po' sbizzarrita con i decori, ho fatto un altro po' di caramello e ho fatto un po' di decori come potete vedere e ho messo anche un po' di caramello in un piattino in modo tale che se vogliamo magari servirlo così a sorpresa a qualche nostro ospite lo possiamo anche fare. Allora io ci tengo a tagliarlo. Si sente lo scrocchiare del caramello che è diventato solido sopra. Ecco qua, il flan è servito. Ok, io vorrei fare anche una prova assaggio. Vi voglio far vedere
Il caramello adesso vedete risulta un po' è cristallizzato naturalmente e io faccio la prova assaggio. Veramente buonissimo. Sapori di una volta. Ottimo. Quindi se vi è piaciuta questa bellissima ricetta, per così dire antica, fate un bel like e se non vi siete iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul mio social che sono Facebook, Instagram e Twitter e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!